Ultima parte di Moby Dick, ben trovati amici ed amiche di Moby Dick. Appunto vogliamo parlare, tornando indietro di qualche anno, di molti anni per la verità, con il protagonista in assoluto della stagione Mani Pulite, ed è qui con noi questa sera, è l'onorevole Antonio Di Pietro. Buonasera Presidente. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bentornato a Moby Dick. Tanto tempo fa, sembra ieri. Sembra ieri. Il 17 febbraio del 1992, più di 22 anni fa. Che le ricorda questa data, Presidente? Mi ricordo che arrivammo in un cesso e trovammo il primo reato di porcata, Mario Chiesa con le mani alla marmellata. Mario Chiesa. Trovammo i primi 7 milioni di lire di quel che poi ci ha permesso di fare Mani Pulite. Vale a dire un grande accertamento diagnostico che ha permesso di scoprire un tumore sociale che si chiamava corruzione politica, e dopo che l'abbiamo scoperto ci hanno prese e hanno fatto un mazzo così ai medici, mica la malattia, e adesso è peggio di prima. Infatti lei è finito anche sotto inchiesta poi, dopo l'inchiesta, per altre questioni. No. Si è sempre difeso bene, mi Grazie pare. a Dio, ma io per aver fatto un'inchiesta, Mani Pulite, me ne hanno fatto 342. Mi hanno accusato delle cose più strane. Voglio dire, la storia delle 56 case a Montenero è lì da vedere che non ci stanno, ma questo non è niente. A me hanno accusato di essere... mi hanno accusato di omicidio, per la gente che si è suicidata, la gente che ha provocato la morte. Mi hanno accusato di aver fatto intelligence con una potenza straniera, essere un agente della CIA che ha operato in Italia per poter abbattere il vecchio CAF. Mi hanno accusato di essere un agente del Soviet perché volevo ricostituire, eccetera, eccetera. Mi hanno accusato di tutto e di più. La verità è molto più semplice. Io ero, e mi ritengo di essere, un molisone cocciatosta. E da buona cocciatosta volevo andare a vedere chi ci stava sotto al cucchiaio. E ho scoperto quello che ho scoperto. Dopodiché bisognava ripulire la pentola, e invece di ripulire la pentola hanno ripulito le norme per far diventare pulito quel che prima era sporco. Ma ci abbiamo tempo per parlarne. A distanza di 22 anni, i morti ci sono stati, qualche suicidio, lo stesso Bettino Crac si è andato in esilio, scappato all'estero, è morto all'estero. Ha come dire, un rimorso, ha un qualcosa dentro di lei? Rispetto all'inchiesta che ho fatto, no, perché questa storia dei suicidi è una di quelle criminalizzazioni che non hanno né capo né coda, perché purtroppo tutti i giorni in carcere c'è gente disperata. Non è soltanto se si suicida il personaggio conosciuto, è un dramma anche se si suicida il povero drogato disperato con un grammo di eroina che non sa come vivere domani. Il problema è che il sistema carcerario italiano va rifatto, ma non è che tu puoi impedire al magistrato di scoprire i reati e di poter applicare la legge. Il problema in Italia, ripeto, è uno ed uno solo. Rispetto alla legge, quando si è visto che si creava troppi danni, facciamo la morale di che cosa ha scoperto Mani Pulite, al di là dei singoli reati, poi ognuno ha fatto il suo percorso. Cosa ha scoperto? Ha scoperto che proprio per colpa di quel sistema di corruzione diffusa, che io chiamai con una parola in dipietrese, dazione ambientale, cioè te le davano, tradotto, cosa vuol dire? Che io quando ho interrogato un signore mi ha detto è dal 47 che faccio sto lavoro, un anziano, ho interrogato un giovane, mi ha detto è da 6 mesi che faccio sto lavoro. Quante appalti hai fatte? 3. Quante volte hai pagato? 3. Perché? Perché così faceva papà. La dazione ambientale, per capire. Ecco, rispetto a questo fatto drammatico, qual era il danno per il Paese? Non è la corruzione in sé, è che, ti faccio un esempio, c'è presente Roma-Milano, l'alta velocità Roma-Milano? È una bella realtà, perché in 2 ore e 55 tu sei a Milano, fra poco in 2 ore e 20 sei a Milano da Roma. Però, per fare l'alta velocità in Germania, 9 milioni di euro per 1 chilometro. In Francia 11 milioni di euro per 1 chilometro. In Italia 39 milioni di euro per chilometro. Perché quindi in Italia le cose vanno male? Perché non c'è un futuro per i nostri giovani? Perché ci sono quei miliardi di lire, di euro che purtroppo si è provocato di indebitamento dovuto alla mala politica. Quindi il danno è grave non per la corruzione in sé, ma per l'indebitamento grosso che ha portato nel nostro Paese. Quindi io sono orgoglioso, voglio dire, per aver fatto quel che ho fatto, perché ho permesso di scoprire
la ragione per cui il nostro paese non è stato e non è all'altezza degli altri paesi. Qual è l'amarezza che mi rimane? Qual è l'amarezza che mi rimane? Che noi avevamo scoperto la malattia, ma avevamo anche indicato la strada per la cura. La cura mica la può fare il magistrato. Lei mi insegna, per definizione, il magistrato quando arriva? Arriva quando ci sta il morto, quando ci scappa il morto. Cioè prima c'è il reato e poi arriva il magistrato. Il magistrato arriva sempre per certificare un fatto illecito che è avvenuto. Per prevenire il fatto illecito, chi ci deve stare? La politica. Doveva essere la politica a trovare i rimedi giusti. Quali i rimedi che bisognava trovare? Bisognava trovare i rimedi per rendere conveniente essere onesti, perché tu non puoi dire ti obbligo se no te meno. Mi deve convenire essere onesto, perché se sono onesto posso accedere alle gare pubbliche, se no non posso accedere. Se tutti rispettano le regole, chi vince il concorso è chi è più bravo e chi è più raccomandato, e così possiamo continuare all'infinito. Ma per fare questo bisognava fare delle norme ad hoc. Invece tutto ciò che ha permesso di scoprire la malattia è stato vanificato dalle leggi successive. Attenzione, lo dico col cuore in mano. È vero, io milito nel centro-sinistra, ma voglio dire, rispetto al reato non esiste né il centro, né la destra né la sinistra. Esiste le persone per bene e le persone per male. Mentre stiamo parlando, ieri in Sicilia hanno chiesto l'arresto di un deputato del PD. Ieri sera, l'altra sera, hanno condannato definitivamente Berlusconi anche a 2 anni di interdizione. Voglio dire, destra e sinistra non c'è azzecchi niente rispetto al reato, se no non ne veniamo da capo. La verità quella è successo, che tutto il sistema che ha scoperto Mani Pulite si reggeva su un reato specifico, che si chiamava, io la chiamai d'azione ambientale, che si chiamava concussione per induzione. Sapete che cosa ha fatto destra e sinistra insieme? Hanno votato una legge che non esiste più il reato di concussione per induzione. Capisci a me? Tutti insieme. Di più, sapete perché io ho potuto fare quell'inchiesta? Ho potuto fare quell'inchiesta perché ho fatto quella che è un'altra parola in Di Pietrese. Una volta mi diceva che non sapevo l'italiano, adesso dicono che ho inventato la lingua di Pietrese. Ho fatto il cosiddetto fascicolo virtuale, cioè ho messo dentro un computer tutti i dati in modo che o che era un fascicolo o era che era un'altra, si leggevano fra di loro e ha permesso questi di scoprire un mare di reati. Il risultato qual è? Avete letto in questi giorni, la Procura di Milano si stanno litigando, questo lo fascicolo a me, questo lo fascicolo a me. Lo dico al procuratore generale qui di Campobasso, Grigo. Ciao Maurizio, io mi ricordo bene di te, ma te lo ricordi ai tempi nostri? Che grande collaborazione che c'era. Buon lavoro. Infatti io volevo fare una domanda specifica. Maurizio Grigo da pochi giorni è venuto effettivamente a Campobasso, fa il procuratore generale presso la Corte di Appello. Maurizio Grigo è stato uno dei GIP del periodo di Mani Pulite al Tribunale di Milano. Accettava le sue richieste di rinvio a giudizio Maurizio Grigo? Accettava, lui non è che accettava, giudicava. Ha giudicato il lavoro, tante volte mi ha detto sì, fai bene come fai, tante volte mi ha detto arcungi sta masciata, che ne va buono, tante volte mi ha detto ne va buono. Faceva il GIP, però con serenità d'animo, lui faceva il suo lavoro, io facevo il mio, ma la forza di quella squadra era il lavoro di squadra. Io ricordo ogni sera, tornavo a casa, lo dico a chi ci ascolta, voglio dire, dice, perché stiamo parlando? Che stiamo facendo un po' un revival di 20 anni di storia passata e un po' lo stiamo dicendo perché ci sarebbe bisogno ancora adesso di farlo questo, soprattutto ci sarebbe bisogno di stabilire una regola, che chi si macchia di reati è meglio che non ci stia ancora con le mani in pasta, perché sennò uno pensa che l'impunità si guadagna con l'impunità e allora il problema non è tanto lui che è rimasto impunito, ma tutti gli altri, a cominciare dai giovani, che dice ma a me mi conviene a delinquere, mi conviene a non pagare le tasse, mi conviene a fare raccomandate, mi conviene a rubare la marmellata, perché tanto passa inosservato. hai capito qual è il messaggio? Ecco, all'epoca noi riuscimmo a fare quello che abbiamo fatto perché avevamo creato un pool, una squadra in cui ognuno metteva le proprie competenze. Io facevo Lucacciulo, il seguce, il poliziotto. Ricordo ogni sera arrivava a casa, diceva, arrivava in ufficio, questo paccone di carta che avevo fatto, lo buttavo sul tavolo di Davigo. Che hai trovato? Una decina di reati porcate, dagli un titolo. Davigo gli faceva il capo di imputazione e poi lo mandavano il giorno dopo da Maurizio Grigo, piuttosto che da Italo Ghitti, i quali vedevano. Sì, no, ma la vera Mani Pulite noi, se qualche cosa, diciamo così, successivamente non ci hanno dato ragione, non ci hanno dato ragione perché è cambiata la legge.
Il problema è successo quando nel tentativo di emulazione sono nati i cosiddetti di Pietrini, che danno la parola italiana. Di Pietrini come i Berlusconini. Sai che cosa sono i di Pietrini? All'opposto, La differenza ovviamente. qual è? Che noi tenevamo lo yoga in mano, i di Pietrini facevano l'inchiesta per scoprire il gioco, ma tu prima te la carta in mano, dopo hai Mi ricordo Scusate, il 3 io luglio, capisco no, si capisce bene, infatti ci stiamo inserendo in un contesto di di 2 decenni fa e più, però molti giovani non se lo ricordano, è giusto ricordarlo anche per evitare che risucceda ancora, poi parliamo dell'attualità. Ma in quel periodo lei è stato anche accusato, tra virgolette, anche da certa stampa nazionale, di utilizzare metodi forti per far parlare gli indagati, gli inquisiti. Io mi ricordo questa piazza Velasca, era un giovedì mattina, ho mandato la Guardia di Finanza in questa torre a prendere, perché dovevamo solo interrogarle, dovevano fare la perquisizione a questo importante industriale, che ancora adesso lo vedo su Sole 24 Ore. Ha citofonato e quella ha cominciato a parlare al citofono, quindi caspita, ci chiamano. Erano pronti a collaborare, quindi non c'erano maniere forti, insomma. Sul piano tecnico, lo traduciamo perché c'è qualche avvocato che ci ascolta e dice ma allora come l'hanno fatto? Sul piano tecnico è un'eterna lotta tra guardie e ladre, l'investigatore e il ladro. In genere perché vince il ladro? Perché scappa prima. Certo. Ogni tanto capita che il poliziotto capisce la strada che fa e gli zompa niente. Allora che cosa è successo nel caso di specie? Tutti pensano che quando io ho fatto quell'inchiesta l'ho fatto contro la corruzione. Io l'ho fatto contro il falso in bilancio. Perché la corruzione che cos'è? La corruzione è un reato, si chiama tecnicamente, signori avvocati, si chiama reato a concorso necessario. Cioè intanto si può fare in quanto sono due. Uno che le dà e uno che le pigli, Certo. perché se no non esiste il reato, mica ti puoi roba da solo, che ti dico, le soldi baccia. Allora ci vogliono due persone. Il problema qual è? Che nel reato di corruzione sei punito tu che paghi e io che riscuoto. Né io né te abbiamo interesse a parlare. Certo. Quindi il reato di corruzione è un reato dove l'omertà è obbligatoria, perché se no finisce cornuto e mazziato, se date le soldi si punito. Allora, che cosa dovevamo fare noi? Dovevamo rendere conveniente a uno dei due parlare, ma conveniente non con le botte come hanno voluto far credere, conveniente perché gli conveniva processualmente. E allora, se tu sei imprenditore, io sono pubblico ufficiale e tu mi dai dare soldi a me, ma dove li prendi? Imprenditore, dalle casse dell'azienda. Certo. E per prendere cosa devi fare? Falso in bilancio, devi cioè fare delle false fatture, devi fare delle operazioni farlocco E imboscare quei soldi da dare in tangenti. Allora io che cosa ho fatto? Tutti pensano che io ho fatto un'inchiesta sulla corruzione. Non è vero. E zumbato a niente. E ho fatto un'inchiesta sul falso in bilancio. E ho trovato i soldi, come avevano creato i falsi in bilancio gli imprenditori. E gli ho detto, caro imprenditore, a norma, lo dico all'avvocato, 2049, a norma di legge, io a te imprenditore ti nomino il custode giudiziario, ti rinvio a giudizio per falso in bilancio, ti tolgo la disponibilità dell'azienda. Tu imprenditore, dimmi che ci hai fatto quei soldi, perché se te ne sei fregato tu, io non ti posso fare l'imprenditore. No, non è che te fregati, l'ho dovuto fare per forza perché aiutate quelli, che se no non mi dava l'appalto. Allora si è rotto il patto di omertà. Rompendosi il patto di omertà, l'imprenditore che sta a Piazza Velasca al citofono, aspetti che ti dica che la date. Quello che lo prendeva, ma mica l'ho menato, io, ma per l'amore di Dio, perché è un'altra cosa che scoprono tutti. Tutti dicono la concussione, la concussione. La concussione è un reato che sul piano tecnico, lo dico sempre ai giovani che vogliono fare giurisprudenza, sta scritto sul piano tecnico e si realizza per minaccia, per violenza o per induzione, a chiacchiera. Tu hai mai visto un sindaco, un ministro, un onorevole? Alla violenza che cos'è? Uno in meno. Dammi i soldi. Ma non lo mena, non lo prende a come una schiaffa, rapina. non lo minaccia, gli mette la pistola. Come fa il sindaco? Voi che avete pagato qualche bustarella, capite a me? Come fa? Sa girare la gravina, la pratica. Allora si chiama per induzione. Sì. Capisci quel discorso? Per induzione. Quando abbiamo scoperto questo marchingegno, non so se lo sapete, ma è stato abolito il reato di concussione e induzione. È stato abolito il reato di falso in bilancio. Non è più reato. Berlusconi lo ha fatto, diciamolo.
Poi ha avuto il non ti fa consenso, fregare tu, ha avuto che il consenso di altri. io non voglio essere Certo. difensore d'ufficio di Berlusconi, per l'amore di Dio, ma Berlusconi ci ha guadagnato e come? Ma quando a Berlusconi a destra e a sinistra ce n'è stata, quando ce n'è stata, perché io voglio dire, l'altro giorno a Milano il presidente della provincia penale, il braccio destro di Bersani, ha detto: io non mi avverrò dalla prescrizione, io voglio la verità. Arrivate con lui un lezzo scorto. Da questo sistema lei ha scoperto poi in sostanza il finanziamento illecito ai partiti e le tangenti date ai partiti. Il 3 luglio, se ricordo la data, del 92, Bettino Craxi si fa il j'accuse complessivo, totale, collettivo nel Parlamento e si sperava che si prendesse coscienza, la politica prendesse coscienza per rinsavire rispetto a questo. Invece non è successo niente, Presidente Di Pietro. Innanzitutto Bettino Craxi, quando ha fatto quel messaggio, ha detto: signori miei, siccome come me ci state dentro tutti quanti, vedete che dovete fare qualche legge per fare in modo che ci laviamo le mani, perché sennò io da solo non me lo tiro. Sul piano comunicazionale, Bettino Craxi ha fatto un grande discorso in Parlamento, però forse doveva parlare prima con l'avvocato, perché sul piano processuale ha confessato. Si chiama confessione stragiudiziale, vale a dire si chiama dichiarazione di correità, di reità da parte di una persona che l'ha resa in via stragiudiziale. Io non ho fatto altro che acquisire quella dichiarazione, anzi quella videoregistrazione, e l'ho prodotta in dibattimento. E quando sono andato in dibattimento me l'ha ripetuto Bettino Craxi. Certo che tutti hanno preso i soldi, e io facevo lo festa, tutto quanto, pure tu, Cino. Ma chi te l'ha dato? Tutti i partiti, tutti gli imprenditori. Pure Gardino della Ferruzzi, sì. E pure tu. Chiappi questo. C'è un punto oscuro in quell'inchiesta che la stampa nazionale ha più volte sottolineato, forse anche a distanza di anni, il famoso milione di botteghe oscure. Si è detto che Antonio Di Pietro ha voluto distruggere la Prima Repubblica, tutti i partiti, ma ha voluto salvare l'allora Partito Comunista Italiano. Come è andata quella vicenda? Ma voi, maestro, mi ci vedete, no? Io ho fatto quell'inchiesta. Lei comunista non lo è sicuro. Andreotti, abbiamo trovato tutti i soldi allo IOR, abbiamo preso, inquisito le più grosse aziende, abbiamo fatto una grande collaborazione con la Procura di Palermo per Mafiopoli e Tangentopoli, siamo arrivati a trovare i soldi che Lima aveva messo allo IOR, cioè ci mettevamo paura di occhetto noi. Oh. Allora il problema qual è? Il problema qual è? Non è vero che nel Partito Comunista non si prendevano le tangenti, ma c'erano due questioni. Primo, fino all'89, cioè fino alla caduta del muro di Berlino, i soldi al Partito Comunista venivano da Unione Sovietica. Bravo. Ma nell'89 che c'è stato? La caduta del muro di tu Berlino. dici questo, ma Certo. nessuno sa che nell'89 c'è stata pure l'amnistia per tutti È gli anni. vero, è vero. Ah, per i quindi finanziamenti io l'ho illeciti. trovate come i rubli, ma non gli hai potuto da fare niente, perché qualcuno ha fatto l'amnistia prima. E che l'ha votata quella? L'hai votata io. Capisci a me? Primo. Secondo, è vero che c'era la spartizione della torta pure successivamente, ma come avveniva? Ogni 100 lire, 25 lire erano destinate a uomini del PSI, 25 lire erano destinate a uomini in proporzione della DC, 25 lire erano destinate a persone degli altri partiti minori che stavano nel governo. pentapartito famoso. Bravo, ma fate le somme, 25 sono 75. E l'altro è 25. L'altro 25, invece i comunisti, che sono sempre stati più furbi, i comunisti di allora non prendevano la mazzetta, prendevano la quota di appalto da parte delle cooperative. A verbale sta questo. Allora tu non prendevi la mazzetta, però la tua cooperativa, il sistema delle cooperative, cioè l'ATI, l'Associazione Temporanea di Imprese, che prendeva l'appalto, era costituito obbligatoriamente per il 25% da una delle aziende cooperative che faceva parte delle cooperative nostre. Scusa, chi campava le sedi, il personale del PC? Ed erano tanti allora, adesso si sono snelliti forse. Allora il problema è che si sono ingegnerizzati. Questo invece di prendere la mazzetta, prendevano gli appalti e lavoravano le persone. È stato io come l'ho chiamato? Sempre Di Pietro questo, non io, sempre Di Pietro da allora. L'ha chiamato con un altro termine in dipietrese, che mo sta su Wikipedia, ingegnerizzazione della tangente. È diventata una cosa Gli ha messo la giacchetta nuova. Scientifica. E un altro episodio che pure non è molto noto di quel periodo è relativo al fatto che dopo la strage di Capaci, di
Giovanni Falcone e poi di Borsellino subito dopo, anche Antonio Di Pietro è stato minacciato ed è stato costretto ad andare all'estero. Ce la racconta a distanza di 20 anni. Anche lì ho avuto la paura, a parte il fatto che io voglio raccontare questo per rendere onore a mia sorella Concetta, che credo ormai la conosco. Concettina la salutiamo, la conosce tutta Italia, anche l'Europa ormai. Io, quando uccisero Falcone, andai giù insieme a Borsellino, assistemmo alla cerimonia funebre, non tutti sanno questa storia, e quello stesso giorno Borsellino mi chiamò a casa sua, io andai a casa di Borsellino e Borsellino mi disse: Antonio, ma dobbiamo fare subito, perché qui la vera verità è che la mafia di oggi che stiamo scoprendo non è più la mafia della Lupara e della Coppola, ma è la mafia degli affari, degli appalti e del rapporto tra politica e affari. C'era già l'intreccio, si era creato questo intreccio tra politica ma la ragione per cui l'hanno e ammazzata mafia. è questa, Certo. la nuova mafia. Avevano era la mafia scoperto degli affari. questo. Tant'è vero che oggi la mafia non sta a Palermo, sta a Milano, sta in bacio alla borsa di Milano, gira intorno, cioè alle grandi realtà imprenditoriali finanziarie, e mafia dei colletti bianchi si chiama. Io ricordo, Borsellino mi disse questo. Quando poi ammazzarono anche Borsellino, io ricordo che mi buttai giù, ebbi anche paura, era umano. È umano, E certo. venni in campagna. Andai direttamente a mia sorella, da Concetta, Concettina. entrai. E tu che ci fai? Madonna, Conce, che fai? Che hanno acceso pure a Paolo. E che vuoi? Ma chi ha aperto la porta? Mi ha bussato, mi ha spinto, mi ha richiuso la porta. Fai il tuo dovere e paghi le conseguenze. Cazzo, che coraggio questa chiuso la donna. porta. Me ne vado io, ha richiappato pure io. E siete andati in un posto sconosciuto, oggi ce lo può dire dove? In Costa Rica. In A Costa questo punto, Rica. mi hanno dato un Con la passaporto- famiglia, insieme con la alla famiglia. Mi hanno famiglia. dato un passaporto di copertura perché c'era questa pericolo di attentato nei miei confronti. Non lo dico io, l'hanno detto un rapporto Sì, rosa, sì, poi sì, l'ha detto anche sì. un pentito, una serie Sì. di pentiti ne hanno Sì. parlato. Non c'erano riusciti in quel periodo perché io abitavo nel nord, c'era un problema di trasporto e collocazione Certo. dell'esplosivo, eccetera, eccetera. Abitavo in un posto un po' delicato, però fui mandato via. Io, a dire la verità, non mi fidavo di nessuno. E a me in realtà mi dettero un passaporto perché dovevo andare in Sud America. E mi dettero anche i servizi, mi dettero anche, come si dice, non i servizi, i ministeri interni, mi dettero anche i biglietti aerei. Sì. Però io, Con un nome falso, il immagino. nome saldo è Carlo Canale. Carlo Canale, ecco, Carlo abbiamo Canale. rilevato questo particolare a distanza Carlo di 22. Canale, mi chiama. Antonio Di Pietro è diventato Carlo Canale. Carlo Canale. Che poi, ma non era falso, era un Vabbè, passaporto certo. di copertura. Di copertura. per uscire. Soltanto che io, siccome non mi fidavo di nessuno a quel periodo, che mette nei panni, tant'è vero, come avete visto, c'era molta collusione tra istituzione e istituzione. E hanno usato che qualcosa non andava. Io presi tutto, prese la famiglia e tutto quanto, e arrivammo ad Amsterdam. Da Amsterdam dovevo andare a Caracas. A spese mie mi sono comprato 2 biglietti e non sono andato a Caracas, Devi sono andato in andare- Costa Rica, mi sono andato a San José. Così mi non salvo. sapevo proprio nessuno quando stavo. Mi hai fatto qui- sapere nessuno. Aspetta, questo è il dramma, mettiamoci anche un po' di ironia. Quindi immaginati l'angoscia, la battema d'animo, con la moglie, la famiglia, il marchio di copertura, arriva ad Amsterdam, cambia biglietti, vai a finire a San José in Costa Rica, non lo deve sapere nessuno, e neanche chi mi doveva proteggere doveva sapere niente, perché non sono andato neanche dove mi hanno mandato. Prendiamo lì, usciamo, non sappiamo dove andare, con la cartina in mano prendiamo, vediamo c'è un pullman che viaggiava tutta notte, portava a San Martin, un paesino che stava sul Pacifico. Prendiamo tutto, prendiamo sto Pacifico tutta la notte, arriviamo lì alle 4 alle 5 del mattino in questo paesino a bordo mare, un paesino piccolino, distrutto, abbiamo fatto 30 ore di viaggio, tra quelli tutti giri e rigiri, eccetera. Arriviamo lì, andiamo in questo alberghetto, ma proprio un alberghetto di 3 stelle, diciamo così, andiamo lì. Porta le valigie, porta mia moglie, dico a mia moglie, ormai stava uscendo il sole, dico a mia moglie, dico, mi vado a fare 2 passi alla spiaggia, e quindi lei rimane dentro e mi mette a fare questi 2 passi alla spiaggia, capite? Mentre cammina. Dottor Di Pietro! In questo paesino Mi sono scherzo girato come uno stupido. era qualcuno che la sempre. proteggeva. No. Erano gente che stavano facendo le ferie là e mai l'ho riconosciuto. Erano italiani.
No, ma la cosa che è successa, che io, che in genere sto attento, mi sono girato e gli ho detto no, invece non aveva capito. Dovevi far finta Dovevo far finta di niente. di non aver sentito. Chiudiamo questo capitolo. A Vai. distanza di 22 anni rifarebbe tutto quello che ha fatto su Mani Pulite? Sì, su Mani Pulite sì, rifarei tutto quello che ho fatto perché molte cose lo farei meglio, perché bisognerebbe vivere sempre da Certo. questo è il concetto di fondo, ma anche da politico. Io voglio dire, ho fatto delle candidature che mi mangia la mano. Se potesse sapere prima, come succede dopo, il 50% di matrimoni non finirebbero in È divorzio. vero. Perché uno, certamente, ecco, da magistrato ho fatto quello che ho fatto in buona fede. Se ho sbagliato, qualche errore l'ho fatto perché che fate gli sbagli? Certo. Che sbagli, che non fate io. Nessuno è Si perfetto. ricordi sempre che i magistrati, lo dice uno che ha fatto il magistrato, non è che i magistrati sono tutti buoni, i politici sono tutti cattivi. Buoni e cattivi ci stanno da tutte le parti, anche nella Prima Repubblica. È vero che c'erano i politici che rubavano, ma La Pira, Pio La Torre, Cioè, erano personaggi di spicco, Moro, di levatura. sono morti ammazzati per fare il loro Certo, dovere. sì. Quindi, così come tra i magistrati c'è stava pure i magistrati che, come avete visto, si sono macchiate le mani, se sono rimasti corrotti o quant'altro pure loro. Quindi la cosa che mi più del magistrato che più ha preoccupato, più non è piaciuto nel corso della mia carriera, è il magistrato notaio. Cioè, quelli che gli passa sotto, si arriva già la frittata pronta, a posto. Ma se io avessi voluto, mi fossi comportato in questo modo, io mi arrivava all'arresto di Mario Chiesa, presa in flagranza di reato, con 7 milioni a nascosto sotto a Lucessa. Lo rinviava a giudizio per direttissimo, 6 mesi con la condizionale azione venuta. E io avevo fatto un fascicolo. Ho fatto Mani Pulite, sempre un fascicolo ho fatto. Però ci ha messo, come ha detto mia sorella, ne hai pagato le conseguenze. Ma va bene, dopo 20 anni ricordiamo ai giovani ragazzi che non sanno cos'è, ai giovani che Certo. voglio dire sono nati dopo che è successo tutto questo, prendete la pazienza, andate a rileggere l'altra chiave di lettura. È stata un'esperienza Tra l'altro importante. Di Pietro ha prodotto un libro su questo. Ho fatto Ha qualche, fatto un libro, cosa, ho qualche fatto cosa. tanti atti giudiziari soprattutto, Atti perché io giudiziari. sono stato anche processato più volte per aver fatto Mani Pulite e grazie a Dio l'hai vinto sempre. È uscito sempre pulito. Però resta un fatto, la corruzione, non diciamo corruzione, lei l'ha spiegato bene, il finanziamento illecito ai partiti, la corruzione non è stata eliminata, tutto Non sommato. è stata eliminata perché l'eliminazione, ripeto, se si aspetta che può avvenire solo attraverso la magistratura, è come le rapine. Al massimo puoi scoprire un rapinatore ogni 3-4 rapine, ma per fare in modo che non ci siano più le rapine bisogna educare e prevenire affinché sul piano della prevenzione il rapinatore non può entrare in banca e sul piano dell'educazione uno deve comprendere che non gli conviene fare il disonesto perché facendo l'onesto c'è qualche speranza. Diciamo, tutti vogliono fare i leoni nella foresta. Certo. Ma due leoni unici li sta, lì sono antilopi. Lei poi ha provato da politico, diciamo, ha svolto un ruolo importante nella politica italiana, crediamo, speriamo che lo faccia ancora, dia ancora il suo rilevante contributo, ha provato a fare una cosa e non ci è riuscito, fuori i corrotti dal Parlamento, una legge che impedisca perfino le candidature a chi ha avuto una condanna passata in giudicato o addirittura a chi è sotto processo, non ci è riuscito a fare questo. Non ci sono riuscito, io ho provato sia a reinserire i reati di falso in bilancio, sia a reinserire i reati di concussione per induzione, sia a reinserire le rogatorie dirette all'estero, cioè io non devo fare più una rogatoria, ma se tutti dicono l'Unione Europea, ma allora perché il giudice italiano non può andare a sequestrare i soldi provenienti da reato, ma la cosa che stanno nascoste nelle realtà estere? Il reato di autoriciclaggio, perché non ancora viene inserito? Tutti lo dicono, anche Renzi ha detto che lo fa. E falla, ci vuole un momento, si scrive subito. Il reato di autoriciclaggio cos'è? Se tu fai dei reati, quei soldi dei reati, se poi l'hai nascosto all'estero, te li prendo in quanto provengono dal reato. Quindi, se tu li riutilizzi e li investi quei soldi. E io, quello che hai investito, ci sei cattato una casa, io ti porto una casa. Capisci quel discorso? Non è soltanto il coltello dell'omicidio che porta via, ma anche come l'hai reinvestito, quei beni che hai reinvestito. Questa è un'altra cosa. Ma più in generale, voi provate a riflettere, ce lo dico anche a chi ci ascolta, chi ha la pazienza di ascoltarci a quest'ora, l'ipocrisia delle società occidentali, perché poi tutti dicono l'Italia, ma ti assicuro
che quando ho fatto l'inchiesta Mani Pulite io, le imprese che lavoravano in queste famose associazioni di imprese per fare l'alta velocità più alta, c'erano anche le imprese straniere, e come erano italiani quando arrivavano in Italia a Sì, pagare mazzetti si pulissimi. adeguavano, si Mamma mia! adeguavano, per vincere gli appalti dovevano Mamma mia, fare come si così. adeguava. L'ipocrisia più grave, sai qual è? Per farvi capire di che cosa parliamo. L'ipocrisia delle moderne, diciamo così, democrazie occidentali. Tu hai fatto per un uomo pure grosso. Quello di fare fuori casa la roba sporca che non può fare a casa tua. E quindi dire che dentro casa tua sei lindo e pulito. E sopra filo puttanino, fuori dalla casa. Tradotto. Ti faccio un esempio. Vaduz è un paese che sta negli Liechtenstein. A Vaduz ci stanno 904 abitanti e 1050 banche. Sì, perché sono tutte... Allora, sono tutte... a chi ci ascolta, andate a vedere nella cartina d'Europa, al centro d'Europa c'è uno staterello, si chiama Liechtenstein, che è poco più grosso di Montenegro di Bisaccia, con un paesino piccolo, piccolo, piccolo. Ci stanno 1000 banche. È chiaro che a elle verrà la panna, sì. i panni, oh. tutti In là. Italia c'è un aggravante che lo sta dicendo qualcuno che vuole fare pulizie, e però mi auguro che ci passasse dalle parole ai fatti. In Italia, Città del Vaticano è una città, è un paese a sé. Dentro ci sta lo IOR. Sapete Mani Pulite dove si è fermato? Quando è arrivato lo IOR? Tutti dicono che ho trovato i 150 miliardi di mazzette che Gardino ha pagato al sistema politico. Bene, lo sai che di quei 150 miliardi che lui ha pagato, 70 sono finite nelle casse dello IOR e non si sa grapiata. Ancora adesso. Ho sentito Papa Francesco, no? Che vuole che rivoluzionare tutto. Caro signor Papa, te lo dico da fedele, devi fare una cosa molto semplice, rendere pubbliche i conti correnti di coloro che, italiani e pure stranieri, che almeno dal 1980 ad oggi l'hanno messi là. Allora, fino a per di E chissà che non ci sta seguendo, perché lei non sa, Telemolise si vede anche nel Lazio, a Roma, in Abruzzo, ci stiamo dando però, da capito, fare. non basta andare la domenica a messa, bisogna anche il lunedì sì. aprire il conto. E la Ior, ha fatto la storia anche Ior. Presidente Di Pietro, no, ci avviamo alla conclusione, so che lei deve scapparsene, deve rientrare, però nei giorni scorsi è intervenuto sulla Procura di Milano lei, in maniera molto netta e chiara, ha detto la sua come fa sempre per la verità e gli va riconosciuto. Recentemente il Corriere della Sera ha riportato in un articolo di Sergio Rizzo delle cose strane che succedono anche qui nel Molise, a Campobasso, procura, un intreccio ipotetico tra procura, soprattutto tra questura e politica e regione, attraverso intrecci di natura familiare. Nessuno è intervenuto, nessuno ha parlato. Ci sarebbe un'inchiesta in corso verso il questore di Campobasso. Ma che sta succedendo? C'è stata una richiesta di archiviazione? C'è stata una richiesta di archiviazione, però non si sa ancora il GIP, non conosciamo la decisione del GIP. E noi è importante, adesso o la richiesta di archiviazione, quello che sia, dopo la cosa più opportuna sia, e anzi sarei curioso poi anche di conoscere il fascicolo, sì, perché io li ho visti i fascicoli. Il fascicolo, una cosa è quando entra, una cosa è quando esce. Certo. Allora, denunciare un fatto è una cosa, accertare che quel fatto è stato commesso è un altro. Io non lo so come stanno i fatti. Una cosa è certa, che l'opinione pubblica ha diritto di sapere. Certo. Per cui anche se c'è stata un'archiviazione, lo dico a coloro che, avendo avuto l'archiviazione, devono essere orgogliosi, vuol dire che processualmente non è stato individuato alcun fatto reato, ma al fine di poter dare un giudizio di serenità, si scoprono le carte in modo che ognuno possa giudicare. Io oggi come oggi posso solo prendere atto che c'è una richiesta di archiviazione e che quindi, secondo la Procura, non c'è un fatto reato. Non conosco una sola pagina di quelle carte, quindi non mi permetto di giudicare. Da cittadino, il giorno dopo vorrei poterle leggere. Ecco, parliamo un attimo di politica e poi la lascio. È passato un anno dall'insediamento del nuovo governo regionale di centrosinistra, lei ha sostenuto a spada tratta, nella sua ultima conferenza stampa, 15 giorni fa, 20 giorni fa, lei ha dato un po' un ultimatum a Paolo Frattura, ha detto in questo anno che adesso comincia, il secondo anno, bisogna darsi una smossa, detto in tibetrese. Come giudica questo primo anno? Torno a ripetere, io a Frattura ho detto ieri quel che dico oggi a Renzi. Tutto ciò che dite è giusto. Mo però
papà diceva a mamma, è giusto che io mi avvenne le fenucce, però produciamole prima. Ecco. Si è capito? E si è capito tutto. L'ultima battuta, Presidente Di Pietro. Lei nei giorni scorsi ha annunciato, a differenza di quello che sapevamo, che ha fatto un passo indietro alle prossime europee. Che significa? Ma io La politica ha ancora bisogno di lei, sono credo. determinatamente Italia dei Valori e continuerò a lavorare nell'Italia dei Valori, per l'Italia dei Valori, con l'Italia dei Valori. Infatti l'Italia dei Valori, con il mio nome proprio, si ripresenterà anche a Campobasso, anche a Termoli, più che mai. Una cosa è certa, ho capito che questa idea della personalizzazione, Di Pietro ci ha fatto partite, e Berlusconi ci ha fatto partite, e Grillo ci ha fatto partite, e Renzi ci ha fatto partite, e quello ci ha fatto... No, cioè, se il partito è identificato solo alla persona, ad una persona, fa la fine di Sansone, perde le capelle e perde la forza. Allora io, prima di perdere i capelli, voglio fare in modo di costruire un partito che cammini con le sue gambe. Allora io faccio un passo indietro a queste europee, perché è chiaro che se mi candido io, se dovesse scattare il seggio, vinco io. Certo. Però io l'ho già fatto 2 volte, vorrei che ci andasse un giovane o una giovane, quindi coraggio. Chi ce la fa? È inutile che dite che la politica non serve a niente, la politica è tutta brutta. Metteteci la faccia. Però un Di Pietro ministro lo possiamo vedere alle prossime politiche, non sappiamo quando ci saranno, se Renzi regga o meno questo peso di governo. Io ti posso dire soltanto una cosa, che quel giorno che ha vinto il governo Prodi, entrammo alla riunione e poi a un certo punto, la mattina, venni chiamato e disse fai il ministro delle infrastrutture. Ah, ma noi avevamo detto che doveva fare il ministro della giustizia. No, che poi funziona pure. Sì. Va bene, grazie Di Pietro, è stato un piacere. Io ringrazio i tanti che ci hanno seguito, ringrazio i romani, i laziali, gli abruzzesi, i molisani, siete tanti e vi do appuntamento ovviamente a venerdì prossimo con un'altra puntata di Moby Dick. Grazie e buonanotte.